Il traforo, l'arsenale e il filobus, dei tre sogni sempre dichiarati, a Flavio Tosi rimane a malapena il progetto per il trasporto pubblico di massa. Filobus, appunto, che entrerebbe in servizio nel 2021, stando al presidente di AMT Barini. Ma tutto pare riposare nel dubbio, con cantieri fermi e tempi incerti. A chiedere chiarezza qualche giorno fa era stato anche Michele Bertucco. Basta con i numeri all'otto delle date di consegna lavori o di fine opera. L'amministrazione dica se ci crede ancora. Dello stesso avviso il leader di Fare. Sul filobus ci sono tre situazioni da risolvere ben note, che sono la strettoia di San Vitale, la ricollocazione del deposito e la viabilità d'accesso ai sottopassi, però in realtà è un cantiere da 140 milioni di euro e rimane fermo per tre cose che ci sono, ma appunto si può andare avanti con tutto il resto. Tra i nodi da sciogliere anche la gara che la provincia bandirà a fine anno per la gestione del trasporto pubblico locale, filobus compreso. Se non si sta nei tempi, il rischio è quello di perdere il 15% del contributo economico statale per realizzare l'opera. L'appello è dunque contro l'immobilismo. Il sindaco si dovrebbe dire cosa vuole fare lui nei prossimi 5 anni. Fino adesso appunto non c'è traccia di questo e fino adesso sono 5 mesi buttati via.